Il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. A voi la linea. Amiche, grazie Lorenz, buon lavoro anche a te. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 23 di novembre dell'anno del Signore 2024. Do il benvenuto al nostro Alex Cereda, ben trovato Alex. Buongiorno Antonino, saluto tutta la redazione e gli amici che ci stanno ascoltando. Benissimo, allora caro Alex, noi cominciamo questa nostra trasmissione e oggi introduciamo un discorso che poi faremo settimana prossima con il ritorno di un nostro amico e di un grande nome nel mondo dei motori e dell'Alfa Romeo, che è quel galantuomo, e lo dico veramente con rispetto, di Danilo Cambrini, una splendida persona. E appunto, prima di arrivare a Danilo, che sarà nostra vittima sabato prossimo, no, si scherza, sarà gradito ospite ovviamente, noi parliamo oggi di elaborazioni, soprattutto di preparazioni. Alex, ma quanti pacchi hai visto tu nella tua carriera di pilota? No, carriera di pilota, carriera è una cosa, il pilota occasionale della Domenica Disperi. Dedicheremo anche una puntata ai famosi pacchi. Comunque, quello che oggi volevo accennare, che poi sarà l'argomento che tratteremo insieme al nostro amico Danilo Cambrini, che è comunque un nome molto conosciuto, soprattutto nell'area laziale romana, è molto preparato, molto bravo, lo dico, sono di parte, è un amico, tante volte ho avuto modo di verificare la sua competenza e professionalità. Io ho due riferimenti e non lo nego, non credo che sia un problema per la trasmissione. A Milano, a Lodi, ho i Balduzzi, Ombretta e Cesare. A Roma, dove vivo, il mio riferimento è Danilo Cambrini. Quindi parleremo con lui la prossima settimana di elaborazione, visto che è molto bravo sul tuning e sulle preparazioni delle Alfa Romeo stradali. Oggi volevo accennare brevemente sull'argomento del tuning, delle piccole elaborazioni che si possono fare. Ovviamente dico sempre, quando affidate un'auto per una piccola preparazione stradale, piccola o grande che sia, affidatevi a persone che sappiano cosa fanno e che vi sappiano consigliare, non per il proprio portafoglio, ma per il bene della macchina, cosa molto rara. E su questo, caro Antonino, converrai con me. Beh, questo è poco ma sicuro. Perché purtroppo di ciarlatani idraulici diventati improvvisamente preparatori il mondo ne è pieno, e che purtroppo ha anche le sue vittime, perché chi capita nelle mani, nelle grinfie di questi personaggi è solo vittima e basta, e quindi affida la propria auto a una persona che non so fino a che punto riesca a dare affidabilità, qualità e un lavoro serio da professionista. Chiusa parentesi. Mi chiedono spesso, io bigliettino qui di fronte al mio computer con alcune domande, tempo è breve, però cercherò di rispondere, se non a tutte, a quelle più importanti. Vai pure. Le modifiche stradali, adesso va di moda, è sempre andato di moda, soprattutto con le auto, con le nostre care Giulia, GT, quello che siano, auto degli anni 60, 70, 80, Alfetta, Alfa Sub, le elaborazioni stradali, cioè dare un po' di pepe in più, sia a livello meccanico che di motore o di carrozzeria, quindi di assetto, per migliorarle e per renderle più fruibili, più veloci, più divertenti da guidare. Io consiglio sempre di partire non dal motore come fanno tutti, ma al contrario, dal telaio, partire dalle sospensioni, dall'assetto, perché la prima sicurezza, avere un motore potente, brillante e non avere un adeguato telaio e assetto è pericoloso, perché comunque sono auto che hanno i loro anni. La meccanica e le sospensioni, le guarnizioni, soprattutto le boccole, questa roba qua, sentono il peso degli anni e quindi sono anche più sollecitate.
Non dimentichiamo, soprattutto nella Giulia e nelle sue derivate, che avendo una scocca a deformazione differenziata è molto importante che l'assetto sia performante. Per evitare le problematiche di un'auto che innovativa era per gli anni 60, ma che ha nel ponte posteriore il classico 2 ammortizzatori sul ponte del differenziale, Infatti. neanche il ponte de Dion, con cui la Raffetta si pregiava di una stabilità fuori da ogni controllo, perché è sempre stata eccellente anche oggi una Raffetta a livello di affidabilità, di stabilità è molto elevato. Quindi sulla Giulia consiglio di lavorare sugli ammortizzatori, quindi verificare tutto ciò che è ammortizzatori, tutto ciò che è molle, varie boccole, silent block, eccetera, affinché siano più affidabili. Soprattutto per limitare un problema tipico di quel tipo di auto, che è il rollio, che se lo Giulia specialmente è un doppio rollio, cioè ha un centro di rollio dell'anteriore e un centro di rollio posteriore. Sarebbe praticamente come l'auto ha questo modo di torsionare, e che significa che quando sono eccitate le forze laterali si piega e quindi l'auto diventa quasi direzionale anche con le ruote posteriori se c'è eccessivo gioco, e quindi rendendola ancora più problematica nella guida e anche più pericolosa. Quindi iniziamo sempre dall'assetto. Prendo ad esempio la mia stradale, ho fatto un assetto Bisten Coni con olio, ribassando ovviamente l'assetto non troppo, ma ribassandolo, e devo dire che la miglioria è stata incredibile. La macchina difficilmente parte col posteriore, anche se fortemente sollecitata. Ho abbassato molto il problema del rollio, perché quando il rollio è eccessivo davanti e dietro, l'auto sollecitata lateralmente nelle curve diventa inguidabile, perché passa dalla sovrasterzo al sottosterzo con una velocità eccezionale, troppo veloce. Quindi se non c'è una guida esperta, e anche la guida esperta dipende dal manto stradale, può avere difficoltà a andarla a controllare. Questo è molto importante. Quindi quando mi dicono il tuning, il motore, io dico sempre partite dall'assetto. Quindi la macchina diventerà più direzionale, più stabile, scaricherà meglio i cavalli, perché un ponte che ti saltella, che perde velocità, perde cavalli, perde aderenza, non serve a nulla, nonostante, oltre ai problemi che potrebbe dare al differenziale, che un eccessivo gioco assiale può deformare vecchie guarnizioni, la stessa meccanica interna, è un differenziale che fa pipì, termine classico che si dica, non fa piacere a nessuno, anche perché sono oggetti che revisionarli costa. E quindi bisogna prenderne cura. Quindi il primo step è l'assetto, curate abbastanza bene l'assetto per evitare questi giochi eccessivi e rendere l'auto più affidabile, anche più bella, perché tu la abbassi un pochino con i cerchi giusti, montando delle gomme di buona qualità. Ci tengo a precisare, Antonino, che il codice della strada pone un limite su certe elaborazioni. Chiaro. Io parto dall'assetto perché molte auto pre-80 nel libretto non c'è indicato la misura delle ruote. Che significa? Infatti. Che questa interpretazione si presta a tante elaborazioni. Non eccedete con la larghezza dei pneumatici, perché non è più è lungo, più è largo e meglio. Ecco. Non è un gioco al chi ce l'ha più grande, ma bensì al rapporto del tipo di auto, della potenza che abbiamo. Quindi scegliere una gomma adeguata. Magari se nel libretto originariamente era una 175, montare una 185, non eccedere tanto perché aumentano gli attriti. E la cosa che ho imparato quando studiavo meccanica da ragazzo era prima dell'elaborazione la riduzione degli attriti. Cioè, ovvero iniziare l'elaborazione riducendo ciò che può essere un attrito. Quindi, e soprattutto montare una gomma di grande qualità. Questo è molto importante. Su un buon cerchio, possibilmente montare anche i cerchi replica d'epoca, TZ, GTA, o anche mantenere i soliti cerchi. Questo è uno step molto importante, e poi magari lo affronteremo anche con Cambrini. Il secondo step è lo step relativo al motore. E la prima cosa che ci fa sognare è il rombo del bialbero, che oltre che essere
rombo che affascina, è un motore che già per l'epoca era fortemente prestante. Pensiamo che negli anni 1600, negli anni 60 superava tranquillamente i 100 cavalli quando gli altri non avevano 20, 30, 40 cavalli in meno, con prestazioni molto più basse anche a livello di velocità. A 1600 sfiorava i 180 km/h, che con una messa a punto, quattro ruote si accorse che poteva superare quel limite, cioè andava più veloce di quello dichiarato dalla casa. Quindi, Certo. piccola elaborazione nei carburatori, nel motore, giocare un po' con gli anticipi, significa mantenere l'originalità del motore con un maggiore sprint. Poi c'è chi fa una elaborazione più invasiva lavorando sul motore stesso, quindi addirittura c'è chi mette pistoni stampati, vabbè, lì poi si va a un livello molto più in alto. Però io dico che lavorando, rispondo agli amici che mi chiedono queste cose, lavorando con una messa a punto dei carburatori, montando magari nelle prime versioni che montavano il carburatore un singolo doppio colpo, montare se possibile un quadricorpo, già ha una progressione di cavalli in più, mantenendo il motore originale e non andando ad aprirlo a fare modifiche invasive. Certo. Quindi, Dimmi. io ascolto, vorrei un tuo intervento anche No, in quello che ho io detto. quello che vedi, tu parli ovviamente per una corposa esperienza accumulata e poi le persone con cui ti sei misurato portano nomi tipo appunto Cambrini, Balduzzi, cioè stiamo parlando di gente che viaggia veramente ad alti livelli per quanto riguarda la preparazione e la conoscenza meccanica. Tu stesso hai un grosso bagaglio culturale che ti porti appresso e va bene così. Io per esempio non saprei da dove cominciare, questo è il fatto, per cui a maggior ragione mi domando il praticone che trovi in giro che sorprese ti può fare, cioè tu nella tua carriera quali assurdità hai visto che tu hai detto cavolo, ma uno così bisognerebbe impiccarlo perché alla prima curva la macchina cappotta, perde il ponte, mi vado ad ammazzare e così via. Io ho iniziato con l'elaborazione affidandomi a motoristi e meccanici da quando ero ragazzino, col motorino già. Lì ancora esisteva la passione, la figura del meccanico, del motorista era dell'appassionato. Io ricordo alla mia età amici miei che economicamente non erano così felici e quindi non potevano per spese o per famiglia fare particolari elaborazioni e c'era il nostro meccanico di fiducia che a qualcuno regalava l'elaborazione perché capiva che non poteva farlo, gliela faceva a costo più basso. C'era un certo grado di umanità, questo ti fa capire anche, succedeva anche nelle auto, nelle preparazioni delle auto, i piloti che economicamente non potevano, c'era qualche meccanico che si prestava in cambio di qualche cena, di qualche quadro, di qualche regalo, di qualche cosa, a elaborargli la macchina ugualmente e renderlo felice. Un mondo che adesso non esiste più. Mi è successo un po' di tutto perché quando vai in mano a meccanici non sai con chi hai a che fare. Ecco perché quando ho trovato persone affidabili ho messo punto fermo e sono stato felice. L'elaborazione della stradale me l'ha fatta l'officina Balduzzi di Rodi, lo so, è pubblicità. Io la faccio ben volentieri, me ne assumo la responsabilità se ce ne sia, però i professionisti bisogna anche citarli. No, non Cambrini, c'è più nessuna volte responsabilità, stiamo dando anzi delle dritte agli delle ascoltatori. dritte. Cambrini, grande professionista ugualmente, molto bravo, si sta specializzando molto nel tuning delle stradali e dico, quando abbiamo questi nominativi, ce ne staranno senz'altro tanti altri, in questo momento stiamo parlando di loro. Bisogna stare attenti a cosa si trova perché ci stanno preparatori inventati dal giorno alla notte, inventati, fuori ogni regola, fuori ogni contesto fiscale, che fanno danni perché imparano l'elaborazione a spese tue, cioè a spese di chi gli porta l'autovettura. Elencare quello che mi è successo ci vorrebbero 10 trasmissioni, quindi evito anche di interiarvi, però aprite bene gli occhi, affidatevi a persone che prima di essere meccanici sono appassionati, cioè si mettono nei panni di chi gli porta l'auto, te la trattano bene, te la custodiscono
e sanno dove operare. Io Cambrino lo conosco ormai da tanti anni, a Roma per me è un mio punto di riferimento. Ci sanno altri validi meccanici, perché comunque non è che li ho provati tutti, però dico sempre di stare molto attenti, soprattutto quando si fa un tuning di questo genere, cioè meccanico a livello di telaio, su auto d'epoca, perché basta un errore far danni, che i ricambi oggi costano tantissimo. I ricambi alla Giulia sono gioielleria adesso, così come quelli dell'Infetta, non si può comprare nulla. Tu hai l'esperienza anche con la 166, comprare i ricambi all'estero, perché in Italia o sono introvabili o le cifre sono veramente Io fuori l'Avantreno l'ho ogni trovato logica. a Chelmsford in Inghilterra, la città dove è nata la radio, per cui Dio esiste ed è anche spiritoso, però le dogane esistono pure, così spiritose non sono dopo la Brexit, perché praticamente io ho pagato esattamente lo stesso prezzo a cui avevo acquistato l'Avantreno. Quindi la Brexit è stata un 100% in più in dogana. E quello è una problematica comunque. Però è così. Quindi affidarsi a persone che sanno che tu investi quel budget, e con quel budget cercano, se non di fare tutto, o comunque di quello che fanno, di farlo al meglio. E quindi, anzi, segnalateci se ci sono personaggi nel mondo del tuning dell'Alfa Romeo rilevanti, noi possiamo anche invitarli in trasmissione o comunque ne possiamo discutere tranquillamente. Così non lo possiamo dire pubblicamente, vi invitiamo a stare molto attenti di chi si autoproclama, autopubblicizza da tutte le parti, perché il vero preparatore non perde tempo su Facebook, no, sta lavorando. Una volta c'era quella massima, chi non sa insegna, chi sa studia, o comunque sviluppa ciò che... Chi sa fa, chi non sa insegna. Bravo. Ed è così, è valido anche per i motori. Uno che sta la mattina alla sera a autoproclamarsi su Facebook da tutte le parti, io ho qualche dubbio, perché tu hai bisogno di gente che ti viene. Se sei veramente bravo, e la gente, come ho detto, non è che tu vai alla montagna, ma la montagna viene da te. Quindi oggi sono in bene citazioni anche stupide. Però è così, insomma, occhi aperti. Attendiamo la prossima settimana il nostro amico Cambrini, che ci darà alcuni consigli, alcune dritte, però sarà argomento che vorrei sviluppare assolutamente, perché è molto importante, magari ad avere anche più spazio. Adesso oggi siamo quasi arrivati, mi sa. Sì, abbiamo finito, però io voglio ringraziarti come sempre, caro Alex, e settimana prossima proseguiremo il nostro giro nel mondo della preparazione con uno che appunto la fa, ed è il nostro Danilo Cambrini. Grazie ancora, Alex. Grazie a voi, grazie a te. Allora, appuntamento a sabato prossimo, 30 di novembre, se vi va, oppure noi ci ritroviamo lunedì alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà con Zoom. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna con Alex